Due squadre in salute, reduci da importanti vittorie nell'ultimo turno di campionato, cercano 3 punti per alimentare la propria classifica e le proprie ambizioni. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per la prima giornata del campionato di eccellenza regionale, la prima giornata di ritorno. Si affrontano Nuorese e Guspini. Arbitro va a redarguire i giocatori al centro dell'area prima del fischio che arriva in questo momento la battuta di Cocco, il colpo di testa di Lapia, la deviazione sulla traversa e poi ravvisato un fallo in attacco. La battuta di De Murtas a cercare Caddeo, pallone che passa, il tiro al volo di Suella, serve Ragazzu tallonato da Montesuelli, apre a sinistra per Cocco, si porta di nuovo il pallone sul destro, il cross tagliato di Cocco, buca l'intervento Boi. E attenzione al lancio lungo per Ragazzu che prende il tempo a Oliana. Ragazzu ci arriva, fortuna con i piedi. Peana gioca ancora su Ragazzu che va giù e ci sarà calcio di rigore in favore della Nuorese. Fallo su Mauro Ragazzu. Si attende il fischio dell'arbitro. La rincorsa. Fortuna respinge il calcio di rigore di Ragazzu. La lunga gittata di De Murtas, ci arriva Lapia, ma rinvia al centro per Pinna che trova l'incrocio e realizza un grande gol. Il Guspini trova il vantaggio al 44esimo minuto. Si è spostato a destra. Fantasia prende il tempo a Peana, attenzione a questo attacco del Guspini, Fantasia il cross per Suella che fallisce, apertura nella zona di Usai, Usai lancia Pinna nello spazio, il cross di Pinna per Ragazzu, Mauro Ragazzu, altro sliding doors in questa partita. Se nel primo tempo Matteo Pinna aveva portato in vantaggio il Guspini dopo il rigore sbagliato da Ragazzu, stavolta dopo l'occasionissima dei campidanesi arriva il pareggio della Nuorese. Peana gioca su Cocco, ancora Peana, mette il cross col sinistro, ancora Ragazzu che non riesce a indirizzare il pallone. Dall'intervento di Curreli che poi verticalizza nella zona di Floris, 2 contro 1, Floris, c'è il solo Varruccio a difendere, Floris prova il tiro e sbaglia clamorosamente. Prima però viene battuto il calcio d'angolo con Pinna che gioca su Santoro, il cross di Santoro, il colpo di testa di Manca, palla alta sopra la traversa, lancia dall'altra parte per Cocco, controlla il pallone Cocco, inseguito da Laconi, Cocco si libera, il tiro di Cocco, la respinta con i pugni. Pallone al centro, il tiro dalla bandierina, il colpo di testa di Manca, palla alta sopra la traversa. Azione confusa con errori da una parte e dall'altra, arriva adesso il fischio finale, un gol per parte, un gol annullato per parte, una traversa per parte.